Benvenuto alla Taverna, Friuli Wines, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, l'host. Salve amici di Vini Friulani, sono Wayne Young e qui siamo a La Taverna Friuli Wines. Benvenuti a tutti. Grazie per passare un po' di tempo con me, con noi. Oggi il mio amico Davide Feresin, qualcuno che conosco da tanto tempo, una bella storia da raccontare. Si sente un po' delle difficoltà che aveva Davide durante il suo viaggio, ma questo è un viaggio molto ardoso, è un viaggio abbastanza difficile nella sua vita di vignaiolo. Comunque, ovviamente si parla un po' del padre che è mancato molto giovane, però c'erano altre storie di cui non voleva parlare sul podcast, e questo posso capire. Comunque è una persona splendida, è una persona molto gentile, però forse verso le fine del podcast si può sentire un po' la sentimentalità, si può dire in italiano, sentimentalità di Davide. È veramente un bravo ragazzo e è stato un piacere passare un po' di tempo con lui. Sono sempre contento di sentire da tutti voi sui social, allora seguici su Facebook è La Taverna, su Instagram il mio Instagram personale è Wayne Grape, allora il mio nome W-A-Y-N di Napoli e di Empoli, Grape come uva in inglese G-R-A-P di Palermo e di Empoli, tutto insieme. Però sui social mi piace sempre vedervi. Manda delle foto, se hai dei suggerimenti, se c'è qualcosa che volete sapere, sono sempre qui per voi. Dai, entriamo subito dentro questa bellissima conversazione con Davide Feresin. Eccoci qua, qui alla Tasting Academy di Colli Orientali del Friuli, La Taverna Friuli Wine, con il mio amico Davide Feresin. Prima volta sul podcast, prima volta che hai mai fatto un podcast, giusto Davide? No, mai fatto. Ma benvenuto, è un piacere di averti qua. Ci Grazie. Conosciamo per tanto tempo. Mi sembra che quasi 20 anni forse. Forse qualcosa in più perché forse qualcosa in più. siamo già nel 2023, quindi esatto. sono 22 essere. anni, dai. Sì, da quando sono arrivato qui in Friuli. Sei stato uno di quelle prime aziende che sono andato a visitare con Matteo Burani. Sì. E allora sì, per me sei un'azienda storica. Grazie per passare un po' di tempo con noi. Hai portato anche un po' di friulano da assaggiare, parliamo di quello. Però voglio parlare prima di te, voglio sentire un po' la tua storia, la storia della tua azienda. Fai vino in Isonzo, giusto? Sì. Ok. Raccontaci un po' della tua storia, la storia dell'azienda Davide Feresin. Io intanto ti ringrazio e sono felicissimo di essere qui con te, insomma. Finiti gli studi, io cerco di essere breve. Ma no? quanti anni hai tu? Io ho 48 quest'anno. 48, ok, sei giovane. Sì. Abbiamo ancora qualche vendemmia ancora da fare. Ho finiti gli studi, che erano studi tutto altro che agricoltura, enologia. Ah, non hai studiato enologia? Non ho fatto enologia. Ah. Perché era un periodo un po' di crisi del settore del vino, dell'agricoltura in genere, e mi ha detto: guarda, fai qualcos'altro nella vita, no? Perché magari hai più fortuna, l'agricoltura, la terra è bassa, i soliti diciamo discorsi che Questo è facevano. stato il tuo padre, scusa?
I parenti. I parenti, E ok. allora avevo un parente che era presidente degli enologi Ah, e italiani. lui ti ha detto di fare qualcos'altro. E lui mi ha detto: Davide, lascia perdere perché è un mondo terribile, no? Mi hanno proprio Pensa a te. scoraggiato. Hanno cercato di scoraggiarmi. Ok, hanno provato, ovviamente non sono riusciti. Non ce l'hanno fatta. Finiti gli studi come programmatore di macchine a sequenza, arrivo a casa col diploma in tasca e guardo la mia terra, che è questo posto, questo luogo secondo me è magico, perché comunque risale al 1202 i documenti dell'azienda. Dell'azienda. Diciamo, 1200? e due, Mamma mia, dove è stato firmato un trattato di pace fra Aquileia e Gorizia. pensa a te. Quindi, È stato fermato nella tua terra, sulla tua... sì, sulla 1200. 200. Se 1200 agli Stati Quindi Uniti non c'era... non c'è, non c'era. C'erano i nativi, c'erano le persone che fanno la caccia del bufalo e sì, Sì, sì. pensa a te. E quindi non so, è una cosa che mi ha sempre legato. Poi sono andato dai parenti, dalle zie che non volevano proseguire con l'attività dell'agricoltura. Ho detto: mi date le terre in affitto, con uso gratuito, datemi una mano per partire. Ok. Questo nel 1194, Prima di 1 gennaio gennaio del 1994. 94. Ok. Nel 97 i primi imbottigliamenti, le prime prove. Wow. 97, 98 le prime 22-23 mila bottiglie. Ma c'erano già ovviamente vigneti su questa terra. Vigneti c'erano Ok. abbandonati, Ora hai recuperato tutto. E in recuperato 3 anni, 3 anni e siamo andati a fare le prime bottiglie. pensa a te, Quindi bravo. mi sono innamorato del Toccai, perché era Toccai friulano allora, perché era un po' il vino da pasto, il vino poco considerato A quella a volta. quella volta. Ok. E quindi ho detto al nonno, ho detto: "Ma si è sempre fatto il Toccai in Friuli". Quindi è da lì che son partito, Guardi, recuperando le vecchie vigne, poi facendo le prime prove anche di macerazione, di fermentazione in buccia, 4 anni sui lieviti, abbiamo fatto anche delle riserve di Toccai. ok. Stappiamo bottiglie adesso anche che hanno 20, 21, 22 anni. Quindi del 99 abbiamo stappato po' tempo fa. 99. Pensa a Non te. non nego, che qualche lacrima è scesa, no, perché Ah, aprendo quella bottiglia, ho un po' rivisto tutto il percorso da allora a oggi, esatto. Ma tu no, hai detto quindi che hai guardato questa terra ed hai detto che la terra era bella. sì. Perché bella? Descrivimi Un cosa ti è avvenuto quando hai detto questa terra è bella. È una cosa, difficile da descrivere anche Mm, perché è un po', spirituale. È una cosa che, si vede e non si vede, tocchi e non tocchi. È un ok. qualcosa che di magnetico. Mm. C'era qualcosa lì nella quella terra ti ha preso Ti ha praticamente. C'era questo collegamento, ma Questo, esatto. 800 anni di famiglia deve essere un collegamento spirituale. Sì, il mio bisnonno è arrivato nel '54, quindi Ok, l'azienda era, esistente dal 1200, ok, però il bisnonno ha acquistato l'azienda nel 1954. ok, Ecco, ok, per ok. essere Per precisi, essere no, preciso, ok. poi il nonno, il papà e poi infine sono arrivato io nel Ma allora era 90. un posto dove hai cresciuto ovviamente, no, allora hai camminato in giro dell'azienda, allora Sì, tutti questi campi, vigneti sapevi già dalla tua infanzia. da centimetro a centimetro con la bicicletta abbiamo corso, ho Pensa, giocato a ok. nascondino nei pericoli, nelle Allora, secondo me lì in qualche modo hai lasciato queste briciole di anima che ti ha raccolta quando c'era il momento di cominciare. una cosa forte, Una molto cosa forte. forte che, forse oggi inizio a dare un po' di spiegazioni, perché sono un po' più maturo, ho vissuto Ok, ho cercato di capire quello che stava succedendo.
perché dico un diploma in tasca di programmatore macchina a sequenza, il posto di lavoro sicuro e anche molto ben pagato, no? Mhm. Non nego che poi son partito anche in Piemonte per correre con le auto da rally, Ah, ok. dove era il futuro, era pilota ufficiale della Abarth. Ah, La Abarth in quel periodo ha chiuso perché è fallita, ok. aveva dei problemi economici e quindi sono ritornato a casa. Mm. La gioia della mamma, ma le lacrime del papà, no, che Ah, ok. amava il mondo delle corse, Ma ecco, tu, sì. tu fai ancora le corse? Hai ancora una passione No, per le macchine, no, però? no, No? no, Hai no, un po' no. tralasciato Ho fatto qualcosa fino al 2009, Ok. che era la salita a Verzenjisk, Sella Chianzutan, che era il campionato italiano, però ho detto: "Basta, adesso è ora di maturare, dedicare il tempo alla famiglia e proseguire con una cosa molto importante", che era proprio la terra, La il terra. vino, il posto dove sono nato. Comunque ho detto tutte queste cose, per precisare il fatto che, nonostante tutte le possibilità che ho avuto, dallo studio a giocatore di calcio, perché Anche? dimenticavo, poi ho avuto dei problemi alle ginocchia, le auto insomma mi hanno portato a dire: "No, stai a casa, Ah, tu devi andare avanti con l'attività di allora, famiglia". prima calcio, Calcio, dopo ginocchio, dopo macchine, macchine, dopo ha lasciato macchine, un'altra, tornato a casa. tornato a casa. Wow, E da lì che storia. e da lì non e da lì veramente piede a tavoletta, come si e abbiamo ripreso tutti i vigneti, Bello. si veniva a casa anche a mezzanotte a dicembre, pur di fare i lavori, perché non c'era disponibilità economica, dovevi fare tutto solo, Allora hai e fatto tutto tu e io, mia con i tuoi. mamma e un po' mio papà, Pensa a te. ecco, quindi, ehm, è bello. Quanti ettari stiamo parlando adesso? Adesso Quanto sono grande? l'azienda in totale son 20 ettari, Ok, abitati 10, ok. 10 qualcosa. Ma anche da allora era sempre 10 di No, vigneto? erano 3 ettari. Ok, Mh. allora è cresciuto tantissimo negli anni. Sì, negli anni è cresciuta, facendo piccoli passi con le nostre disponibilità sia economiche, ma anche di braccia, di lavoro. Ok. E quindi è un'avventura che sta proseguendo. Ci Mm. sono dei bei progetti che sveleremo magari più avanti, perché adesso sono ancora in fase di studio. Dopo Ehm, 30 anni se sei ancora in fase ma di studio. sì, non purtroppo, per fortuna, Ok, questa cosa ci tiene sempre in vivi, sì, perché dici: "Vabbè, ho fatto questo, è riuscito bene, vabbè, ma possiamo provare anche altre cose", ok. no, O si può quindi migliorare. e migliorare. Esatto. Stiamo anche lavorando con un po' con le energie, dando energia alle acque che usiamo per fare i trattamenti, queste cose qui, che stanno dando dei risultati. Allora sei Ehm, biodinamico o... Non abbiamo nessuna certificazione, Ok, ma abbiamo delle persone che ci stanno seguendo per, fare queste prove. ok. Dopodiché dobbiamo almeno avere un 5 anni, 5, 6 anni di sperimentazione e vedere Okay. se realmente ci sono dei risultati. E quanto tempo l'hai cominciato di fare? Sono 3 anni, 3 anni. 3 Oh, anni, e sì, sì. hai già cominciato di vedere qualche differenza? Qualche Sì, 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 dai, sì, cosa sì. l'hai visto fino Abbiam visto la diminuzione dei trattamenti, okay. e poi Allora i anche viti sono più resistenti. sembrerebbe, sì, Okay, che ci sia un qualcosa che all'interno delle viti sta cambiando, ma anche a livello, della terra, dalle okay. terre radici fino poi al capo frutto, diciamo. Fai E anche tutti questi, trattamenti di manure di cavallo che si mette, che si lascia fermentare, dopo si fa il trattamento, Ehm, tutte quelle ho cose ho sem lì? ho sempre sentito parlare, no, noi comunque facciamo, le concimazioni con letame equino, Okay. maturo, ma, classica,
quindi si sparge il letame sulla superficie Ok. e viene interrato, e invece sulle acque stiamo lavorando dando, diciamo, energia all'acqua. Ok. Però vorrei avere ancora più prove, più certezza sono sempre un po' scettico, no? Ecco, quindi Ok. la scetticità anche poi ti spinge ad andare un po' oltre, no? A ricercare di continuo, no? Ma la bellezza di essere scettico è che tu non credi finché vedi risultati. Se Esatto, vedi i risultati, smetti di essere scettico. Si esatto, dice, ok, esatto. Sì, sì, funziona. E funziona. se non funziona, si dice, lo sapevo. No, ma è giusto, secondo me. Essere scettico, secondo me, è giusto, però deve avere la mente aperta di provare. Esatto. Sì. Provare, rischiare, perché alle volte si perde anche il prodotto, quindi succede. Ok. Ma hai proprio perso Sì, qualcosa? sì, Sì? succede. Sì, i primi anni sì, Sì. perché abbiamo tolto antibotritici, abbiamo tolto parecchi, diciamo, trattamenti, e i primi anni sinceramente un 20-30% Pensa a te. lo dovevamo buttare a terra, insomma. Wow. Sì. Wow. Eh, E sei nell'Essonso, però sì, molto vicino a Cormons. sì, Ok. l'azienda Perché solitamente le persone si associa il Cormons con Coglio, Collio. però Il non Collio sanno che praticamente c'è una strada che divide la parte di Cormons che è Coglio e la parte bassa che è è Isonzo. Isonzo, Praticamente esatto. combaciano, sono proprio lì attaccati. E noi siamo a 200 metri in linea d'aria dal Monte Quarin. Sì, Ecco, però che la zona è Isonzo. Isonzo, Ok. Isonzo, sì, sì. Ma dall'una parte all'altra cosa cambia? Praticamente la Terra deve essere più o meno simile o cambia tantissimo in quel piccolo spazio? Cambia, andiamo dall'argilla, poi si va verso argilla con un po' di scheletro, un po' di sasso, e poi si arriva all'argilla con terra rossa, per poi arrivare a Borgnano, la zona vicino al colle di Medea, dove abbiamo il Cabernet Sauvignon che è terra rossa, Ah, proprio ferretti, insomma, proprio come Terra Rossa. sì, 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 terra rossa. E lì il Cabernet Sauvignon, devo dire, riesce ogni anno. Ogni anno. I Non- rossi, cioè il Cabernet Sauvignon in particolare, mm. su questa terra riesce. Ma è sempre stato così o solo forse con questo cambiamento climatico che sta accelerando negli ultimi 10 anni si vede che Cabernet Sauvignon viene bene? Noi il Cabernet Sauvignon l'abbiamo piantato nel 2002-2003, e da allora l'unica vendemmia è il 2014 che ci ha creato dei problemi di marciume, che Ah, quindi quella è nata sì, un molto po' di piovosa, grandine, sì. un po', ci ha messo un po', diciamo, ci ha messo in difficoltà, ecco. Mm. Però l'unica vendemmia che non siamo riusciti a ottenere un vino Vino buono. buono. Allora, stiamo bevendo il Friulano, fai anche in Cabernet Sauvignon. Ho visto nella scatola un Pinot Grigio, Ecco, altri vini. un Pinot Bianco, Ok, vino bianco, Vino interessante. bianco o Merlot, Ok, il Refosco che è il nostro nero di botte, ok. e il Lady. Il Lady è un Tokai friulano, Ok, poi, dedicato a mio papà, perché abbiamo iniziato 'sto tipo di vinificazione assieme. ok. Abbiamo ripreso una vinificazione di antica, o Mm. che faceva già il nonno o chi prima di lui, associato al freddo, quindi al frigorifero, controllando la temperatura, ma basta lì. No lieviti, fa circa 30-40 giorni di fermentazione in buccia, poi Allora questa è, è la riserva di però questa è Tokai. insieme con le bucce. Assieme alle bucce, fa Ah, tutta ok. la fermentazione Wow, e poi di 40 giorni, più o meno sì, dalla fermentazione a quando noi sviniamo trascorrono 40 giorni circa. temperatura controllata, Temperatura molto bassa. controllata, si va la fermentazione avviene intorno ai 21-22 gradi. Ok, allora non Poi super bassa, però no, all'inizio sì,
la Ok. abbassiamo un po' e poi la lasciamo andare affinché i lieviti naturali e autoctoni vanno in fermentazione. Ok. No? In acciaio. In cemento vetrificato. Cemento ok. Sì, Ok, sì, sì. ok. E finita la fermentazione lo manteniamo circa 4-5 anni sui lieviti. 4-5 anni Sui lieviti. sui Sì, lieviti. sì, che vengono Sempre in cemento. sempre in cemento, Interessante. rimescolati solo nel periodo più caldo, Ok. perché comunque la cantina è una cantina che ha muri da 1 metro di pietra, una parchessa, Ok. e quindi la temperatura sale e scende all'interno molto lentamente. Mm, E questo al vino noi lo lasciamo fare. Lasciamo ok. che la temperatura salga fino a 17 gradi, 18, e poi scende come adesso a 8, 9 gradi, 6 gradi, 7 gradi. È sempre stato fatto così? Sì, Perché io, forse l'abbiamo detto quando l'abbiamo parlato un po' di fare il podcast, che ce l'ho una bottiglia di Eddie a casa a qualche parte, eh, nascosto, che deve avere sì, qualche anno, che mi ha regalato tanti, ma tanti anni fa, più di 10 anni fa, secondo me. sicuramente sarà un 2002, Sì, 2003. qualcosa così. Sì. Allora, quando vengo a visitarti, lo porto, in questo modo lo beviamo insieme. Perfetto, Sarebbe un piacere. E lo fai anche a me. ancora? Stiamo parlando di una pochissima quantità. Andiamo all'inizio eravamo sulle 2500 bottiglie, e con la vendemmia 2020-2021 raggiungeremo le 6.000-6.500 bottiglie, Okay. però dobbiamo aspettare quelle. Adesso usciremo con il 2012. Ok. Sono un 50 ettolitri più o meno. 2012 siamo circa 15 ettolitri. 15 Sì, ettolitri. Allora forse sto sono dicendo 2000. 5 ettolitri, voglio vedere. 6.000 bottiglie? 6.000 sono 50 ettolitri, 50 ettolitri. 5.000 litri, sì. 5.000 Però litri. quella quantità lì l'abbiamo raggiunta solo nel 2020-2021. Ah, ok. Ok, Sì, ok. E abbiamo ampliato un po' la cantina, e quindi abbiamo un po' di più spazio e quindi ci possiamo permettere di aumentare, ecco. c'è un particolare vantaggio perché ovviamente hai un passione per Friulano, Sì, per il Tokai. Ma okay. questa è una cosa perché Tokai si riesce molto bene in quell'ambiente o solo per la tua passione per quel tipo di vino? Ma, tutte e 2, Tutti e due. tutte e 2. Cosa è speciale della tua zona per Friulano? Perché riesce a venire così bene? Perché questo Friulano è super intenso, però a me c'è anche una delicatezza, un'eleganza anche indietro di questa potenza che solitamente che si trova su Friulano, che mi piace tantissimo. Qui son tutte vigne che son state piantate nel 2005, ma, per 6, 7 anni indietro abbiamo selezionato delle viti, abbiam fatto una selezione massale su una vigna che aveva più di 100 anni. Ah, ok. Sono dei ceppi che Loro questi sono sì, cloni di quelli viti vecchi. esatto, esatto. Quindi Eh, non abbiamo perso quel Tokai, no, il Tokai grappolino giallo oro intenso quando è maturo con i puntini marron, ok. che un po' si trova, non proprio tanto in giro, ecco. Questo C'era zona qualcun altro che ha parlato di Tokai giallo, è gigante, gigante. Adriano, Ok. che ha delle bottiglie magnifiche, Mm. però anche lui, se non ricordo male, ha salvato questa genetica, Ah, ok. ed è una cosa importantissima. È Cioè, veramente polposa. C'è questa sensazione in bocca che è quasi la polpa di una pera. Non ha proprio la sensazione di la una se pera, però quella polpa sì, che si sente in bocca è si molto si come un sente, nettare di pera, esatto, sì. si sente un po' è vischioso, nel senso che ha una struttura, importante, Mh, però come dicevi tu è molto elegante, elegante e dura nel tempo. Poi certo. oggi possiamo dire che dura nel tempo.
Sì, ma il friulano è uno di quelli vitigni bianchi che con il tempo si comincia a fare veramente delle sorprese, anche se non è stato fatto in un modo per invecchiare. Fai un friulano per essere consumato fra breve, però se dimentichi qualche bottiglia o un cestone o qualcosa lì dopo 10 anni si tira fuori una bottiglia e viene fuori una meraviglia. Esatto. Ma questa è una cosa particolare di friulano in Ma generale. penso proprio di sì. Sì? Che C'è comunque un è motivo un'uva. che quest'uva che ci sorprende con questa longevità. Lì guarda, mi prendi un po' in contropiede perché io come ho detto prima, l'ho preso sotto braccio come il brutto anatroccolo, no? Mh. Perché era messo là da parte, no? Poco considerato, quindi penso sono ancora giovane, troppo giovane per capire certe cose. Cosa Okay. sta veramente succedendo a livello natura, Mh. perché pensiamo magari di sapere o di capire molte cose, in realtà dobbiamo fare un passo indietro e con umiltà, dire, grazie, e cercherò poi di capire, no, gli insegnamenti che, la natura ci dà ogni giorno. Certo. Non riesco a dare una risposta a questa domanda. Lo vorrei, ma non ho non ho la risposta. Però Vi hai vissuto Sì, questo queste sì, cose, questo sì, forse è più importante questo. sì, Sì, che si sa proprio di pelle, di come si capisce, un amico che tu sì, conosci da anni, non sì, puoi spiegare perché lui è bravo, però è bravo. è bravo, cioè beh, esatto, esatto, Esatto. esatto. Bene, bene. Si vede che tu hai cresciuto, non hai studiato l'enologia. No, Allora, no, hai cominciato di fare vino senza tutto questo training, tutto questo scuola che si fa. E allora dovrebbe essere dei momenti quando c'era della difficoltà, delle sfide per riuscire a fare una vendemmia. Si può raccontare di qualche momento quando hai veramente avevi delle sfide? ma, la prima vendemmia veramente ho sudato freddo, perché Dai, dopo mesi e mesi di lavoro, sistemare i vigneti, tutte queste cose qui, vedere i primi grappoli che fiorivano, dentro di me era un'ansia, cioè certo. è come aspettare un bambino, un figlio, voglio dire, no, sei lì, dici: "Non passa ancora i 9 mesi", no, vuoi che tutto vada bene, vuoi che sia tutto preciso, no, perché noi umani vogliamo la perfezione, cerchiamo la perfezione, poi, scopri che in realtà non è necessariamente, che sia tutto perfetto, Okay. no? Ci son degli equilibri che poi scoppiano in questi io li chiamo un po' così eventi, dell'universo, no, quindi Eh, quelle cose che non si toccano, no, però tu certo. vedi questa cosa. La prima vendemmia veramente è stato con gli attrezzi vecchi, le diraspatrici quelli che erano, perché, i carri vendemmia, i secchi, cioè era questa la vendemmia in famiglia. I primi 70 ettolitri che ho Okay. prodotto, 70, 80 ettolitri. Ehm, e diciamo che è stato i risultati son da subito, sorprendenti, Ah, ma io penso, bello questo. la proprio fo forse la natura che mi ha non forse, la natura mi ha premiato Okay. perché non avendo titoli di studio, non sapendo cosa stavo facendo, andavo a spanne, oppure i friulani dicono a nappe, no, che sarebbe a naso, no, A a nape. nappe. Okay. Chiedendo un po' agli zii, chiedendo a mio papà, che poi mio papà purtroppo mi ha lasciato presto, Ah, mi dispiace. quindi a 49 anni lui è venuto a mancare. E lì è stato la seconda diciamo, botta Okay, che t'ha detto: "O cresci o fai, senza paura okay. o altrimenti cambia mestiere." Ah. Allora hai E fatto la quindi prima vendemmia con il papà? la prima fino al '98 Okay. assieme.
E poi dal 99 in avanti le ho fatte, diciamo, da solo. Da solo. Ecco, sì. Ho avuto dei collaboratori in azienda e dal 2001 al 2008-2009, sia nell'ambito agronomico che enologico, Con Michele, mi con pare. Michele Bean. Sì. Che si vede ancora sulle Si vede etichette di Nero di sull'etichetta. Botte, Sì, esatto. sì. Con Michele lui arrivava dagli Stati Uniti, Ok. è venuto a trovarci perché ha sentito che secondo alcune persone non ero a posto. No, perché Non eri a posto perché sei andato con Michele? no, non ero a posto perché Non eri a facevo posto? delle cose che erano un po' controcorrente in quel Ok. periodo, no? Quindi Ok. vini freschi e io andavo sulle macerazioni, oppure andavo sull'invecchiamento piuttosto che, insomma, un po' Ah, controcorrente perché forse eh, cercavo di capire, cercavo di raccogliere, quindi meglio sperimentare anche sbagliando, magari mettendo su qualche cerotto ogni tanto per la ferita, certo. però lì è l'unico modo per imparare certe cose, Sì, non esatto. avendo un appoggio, uno studio. È vero anche che Michele mi ha detto: "Davide, forse è meglio che tu non hai fatto gli studi di enologia, perché non hai avuto nessun schema. Ok. Tu hai vissuto con la natura d'istinto. Cioè, Distinto, ok. raccolgo il 10 di settembre o raccolgo il 20 di settembre? Istinto. Ascoltavo quelle vocine. Allora non pieno di analisi, di numeri, No, di... all'inizio no, No. no. Poi abbiamo inserito, sì, le analisi per capire, abbiamo inserito analisi del terreno, abbiam fatto diverse sperimentazioni. Con Michele abbiamo fatto dei toccai, io dico spaventosi, Ok. in senso positivo. Ma so che Michele è anche un grandissimo fan di Tokai. Sì, 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 sì. sì, lui apprezza Toccai, lui tantissimo. autoctoni, refosco. Difatti sulla bottiglia di refosco c'è la caricatura Sì, esatto. mia e sua con l'occhio nero, Esatto, nero di nero botte, di esatto, botte. bellissimo. Ma Sì, parlando eh, di cerotti, no? sì, è un'etichetta un po', sì, è goliardica e voleva un po', come dire, stuzzicare il mondo del vino, no, la seriosità del mondo del vino, no, che tu dici i giovani anche si allontanavano in quel periodo, Del perché mondo di il vino. mondo del vino era costoso, dove se avevi i soldi potevi comprare la bottiglia, quindi c'era un po' un allontanamento de questo è quello che noi abbiamo visto. Ok, Io a e quella Michele, volta. che eravamo anche noi giovani perché avevamo 23, 24, 25 anni, quindi però abbiam visto questo. I giovani erano birra, superalcolici, ma il vino ma il vino bisogna sapere, bisogna avere il corso di sommelier, bisogna quindi era visto come un qualcosa di Formula 1, no, Ok, non la macchina, l'auto sì, l'auto di per andare a casa, fare spesa, no, esatto. e allora ho detto: "Via, facciamo questa etichetta che deve un po' rompere questa seriosità". Mm, Ma anche spiega c'ha molte sfaccettature, perché il fatto di litigare, discutere, l'occhio nero, dà il fatto che per costruire anche un vino o una bottiglia di vino c'è tanta storia dietro, difficoltà, discussioni. ok, Non è una semplice bottiglia di vino, ok, ma secondo me tutti i produttori sono degli artisti, certo. sono persone che vanno a dormire, con delle idee, dei pensieri, e molte volte le devi condividere con i tuoi collaboratori, i tuoi amici e quindi ci si scontra, per raggiungere un obiettivo. Ma il messaggio di quell'etichetta è proprio: "Ragazzi, la prima cosa ridete, Ok, ridiamo sì, sì, perché perché è comunque comico. l'etichetta Sì, fa ridere". ok. Il vino comunque mi sembra che si difende
abbastanza, è Mhm. un bel refosco, e quindi difficilmente una bottiglia di vino ti salva la vita, ma te la può rendere più piacevole, no? Quindi l'abbiamo messo anche sulle schede tecniche questa frase, Cioè? che il vino è un collante sociale. Ah, ok. Un collante sociale non è solo esclusivamente moda, non è, ehm, ehm, come dire, ehm, una cosa inarrivabile, Ah, no, ok, cioè ok, ok. la Non è una cosa che devi studiare mh, per i capire. esatto. Avvicinati, no, cioè era quello il messaggio. Tu pensi Ci che sono questo sta cambiando? Ma allora i giovani di oggi sono più aperti, sono meno, diciamo, meno intimiditi sì, del mondo di vino, secondo te? le degustazioni che si facevano in azienda 10 anni fa a oggi sono completamente diverse. Dai, più giovani Noi adesso. abbiamo l'80% giovani che vanno dai 25 ai 30 anni, 35 anni, invece la fascia più con età intorno dai 50 ai 60 anni, si è consolidata, ma quella dei giovani è cresciuta molto, ma veramente, tanto, e Mm. fa piacere. Perché spesso si vede forse una cosa diversa quando si parla dell'economia degli Stati Uniti, del mercato per vino negli Stati Uniti, si parla sempre che i più giovani non interessano di più di vino. Infatti ci sono tanti articoli che criticano tantissimo il modo di comunicare il vino, che dobbiamo smettere di essere troppo formale, bla bla bla, roba così. Però qui, secondo me, anche io con le degustazioni che faccio, che l'abbiamo fatto anche Fatto insieme sì, sì, recentemente, sì, sì, tante persone giovani, tante persone interessati, aperti, che vogliono capire di più, esatto. senza queste pretese che devi essere un sommelier per capire che cos'è il vino. Ma io dico, intanto avvicinatevi al vino, conoscete i produttori, non abbiate paura di dire cosa fai, cosa non fai, anche non aver paura di sbagliare. Esatto, Magari tu si sente il profumo di fragola, voglio dire, piuttosto che di qualche altro frutto o fiore, ma si sbaglia e poi si impara. esatto. Un po' come è capitato a me. Io all'inizio ho sbagliato, avevo prime vinificazioni, i primi approcci, però se c'è questa paura a priori, ehm, difficilmente scopri le cose nuove che Ok. cioè dai chiudi diciamo la possibilità di crescita. Mm, Invece io dico non abbiate paura a fare, anche che magari pensate di fare una domanda banale o oh, stupida. stupida, sì, È un po' come hai detto anche tu alla degustazione. Parliamo di vino liberamente, esatto. senza paura. Sì, Poi se si vuol fare i corsi, corso di sommelier, cavolo, sì, ti esatto. dà una base non È da poco, importante, sì, non da esatto. poco, Sì, voglio sì. dire. Ma no, secondo me tante persone che dicono: "Ah, devo studiare, che devo fare?" Ma anche io ho trovato una volta studiando a Stati Uniti dicendo: "Il vino una volta era divertente, adesso è Adesso lavoro, cavolo." No, invece no, secondo me sì, ci sono dei momenti quando è una fatica, sicuramente anche per te che è stata una fatica, però, ehm, dopo un po' di sforzo si torna a quella gioia di godere una vendemmia o un bicchiere di vino o una degustazione senza essere troppo, non lo so, troppo nervoso, troppo rigidi, esatto. no, Io ho sempre interpretato, tornando un po' della storia dell'etichetta di nero di botte, sì, ho sempre interpretato quell'etichetta che voi 2 siete stati un po' presi a botte sì, del vino che è stato difficile. Invece con questa storia che mi hai raccontato, adesso sto pensando che era voi 2 che ha fatto proprio a botte. nero a botte. Ma, Perché quale versione è c'è quello vero? c'era anche la discussione, la botte piccola per il refosco o la botte grande, no, Ah-ah, quindi per la cessione diciamo di ossigeno, principalmente perché abbiamo sempre usato botti esauste, ah-ah, contenitore che doveva cedere ossigeno al vino.
non vaniglia o tostatura, queste cose, Questi insomma, aromi e esatto. sapori, ok. E che Michele insisteva sulla botte piccola e io ho detto no, guarda che il nonno faceva nelle botti grandi, quelle da 15, da 25 ettolitri, no? E lui no, non è vero, insomma, è entrato un artista multimateriale che è Ugo Furlan, Ok, è entrato con i piedi di piombo e fa scusate, posso, io mi giro e fa cosa vuole lei? Perché eravamo in piena discussione, ok, io e Michele, e poi lui, dopo un'oretta, è entrato in casa di nuovo chiedendo posso? Si è ok. seduto con noi, ci siamo un po' calmati e lui fa: "So io l'etichetta che dovete fare per questo vino", e ce l'ha fatta lui, Dai, Ugo Furlan. Ugo Furlan, che è Ugo abbastanza Furlan. famoso Beh come, sì, 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 ha fatto come diverse artista. etichette, libri, fa Ah, anche ok, ogni anno fa da più di 20 anni, se non sbaglio, un bel calendario che è dai, ok, a tema sul vino, sulla politica, sui giovani, un po' su tutto. ok, Persona molto, poi siamo amici per la pelle ah, quasi, dai. ok. Ma è Sì, sì. del quartiere, del Di comune Pordenone di lui. Pordenone? Ah, però Pordenone, è sì, sì. arrivato fino da te a Sì, Cormons. lui gira Cormons e Ah, dintorni, passione vino, ok. e quindi l'ha portato anche da noi e la fortuna per noi, la sfortuna per lui magari in quel momento che ci ha beccato proprio a litigare. E allora sì, è venuto fuori E questa qua. l'input per l'etichetta è partita da lì insomma, Vedi, no, vedi. sì, Ah, sì, sì. ok. So non era il vino che ha dato le botte, era le botte tra voi due. Esatto, esatto, Ah, era un ok. po' Però con sorrisi, così, perché esatto. sull'etichetta state Ridiamo. sorridendo, esatto, Esatto. C'è esatto. la diciamo così, la guerra per raggiungere un obiettivo, ma poi, L'ha fatto anche se insieme. eravamo un po' tutti rotti e col sangue che esce dal naso, la soddisfazione, Bello. la felicità di poi condividere un percorso che magari può essere anche non facile, no, Mh. ecco. E come il Rifosco, che ovviamente io che faccio Ottobre Rosso Refosco e che sono innamorato con Rifosco perché, per me è il rosso che si può fare in tutto Friuli, Sì, no, invece vero. di altri famosi come Pignolo e Schioppettino devi trovare proprio l'angolo giusto per quello. Invece il Rifosco per me è più adattabile. Esatto, esatto, sì. Ehm per Rifosco, ditemi un po' la tua esperienza, la tua passione per Rifosco, sempre dal Peduncolo Rosso, Sì, giusto? sì, sì, peduncolo. Anche lì abbiamo fatto una selezione di Sempre in Massale? massale, Ah, da questa volta in un giardino di una signora dai, che aveva questo refosco che aveva più di 90 anni. wow, Così almeno lei le viti erano comunque dei monumenti. Da lì siam con il vivaistica d'Andrea, di sì, di Rauscedo, okay, abbiamo prima fatto le selezioni, raccolto il materiale, portato in vivaio e poi messi giù il primo ettaro di refosco per provare. okay. Devo dire che, Quando era questo? 2005, 2005. 2005, 2006 siamo andati a raccogliere i primi, grappolini Ah, che aveva già l'anno dato dei dopo? l'anno dopo, ma piccolissimi. Piccolissimi. In un ettaro abbiamo raccolto 50 chili, 100 chili, Okay, ehm, e ci siam divertiti a vinificare e poi questo vino l'abbiam messo in una botte da 15 ettolitri di legno nuovo. ah, E dopo un po' di mesi che era lì, l'abbiamo assaggiato e sai che non aveva preso di vaniglia o di tostatura. non ha preso Lui quel era sapore. lui, cioè una forza, non aveva preso sapore, Ah, no. Quindi è c stata anche lì una sorpresa anche per Michele, che lui ama anche i rossi, in particolare ama i rossi, mh-mh, ha detto: "Incredibile", fa, che dai, lui ha avuto anche esperienze in Sicilia,
in giro per l'Italia e non solo, perché arrivava dagli Stati Uniti quando ci siamo incontrati e guarda, non abbiamo sbagliato a piantare un ettaro di refosco. E da lì, insomma, È avanti. cresciuto Insomma, un pochino, hai sempre un ettaro. O ce l'hai di più adesso? Adesso abbiamo fatto delle richieste per ampliare la superficie, che si possono fare una volta all'anno. Lì la parte burocratica la segue più mia moglie. Ok. Sei sposato? Sono sposato. Figli niente ancora. Ok. Si spera, vediamo. Sì, ma in questo modo tu puoi andare anche in pensione a qualche punto, no? Speriamo. Però hai tanto tempo, che essendo sono 46, 47? 47, 48 quest'anno. Sì, allora hai tempo. Sì. Poi Gianni Bignuccolo ha detto: Davide, la vita di un produttore si misura in vendemmie, non in anni, no? Giusto, sì, esatto. Però qualcuno giovane come te che ha già fatto una trentina di vendemmie? Ormai quasi, sì. Sì. Prossimo allora, 2024 sono 30. Siamo 30. Festeggeremo, quindi... Sì? Mi inviti? Che discorso, sì. Va bene, bene. Con largo anticipo ti faremo sapere. Pinot Grigio? Fai qualcosa particolare con Pinot Grigio? Pinot Grigio abbiamo deciso nel 2005 circa, sì, 2005, di vinificarlo come si vinificava un tempo. Quindi macerazione e fermentazione in buccia, quindi prende il suo colore ramato. Ok. E poi nel 2005-2006 siamo riusciti a farlo entrare nella DOC. Prima non era dentro il DOC? Prima non era nella DOC. Non si poteva etichettare, o potevi etichettare come un vino da tavola. Quindi era un rosé da tavola, classificato e basta. Ok. Non si poteva mettere la dicitura DOC, Friuli, Isonzo, Pinot. Prima di 2006? Sì, questo non sapevo. Sì. Perché era il modo più antico, più o meno, di fare Pinot Grigio, no? C'era sempre questo alzo di cappello, allora presa un po'. Era anni 60, 70, penso, più o meno. Ma il tipo di Pinot Grigio che fai tu è quello buccia di cipolla o quello un po' più importante? Quello più importante. Quanto tempo di macerazione fai? Fa 9 giorni di fermentazione in buccia. Ok. Una media, poi può essere 7, può essere 10 o 12, insomma, ecco. 9 giorni e poi rimane un po' sui suoi lieviti e poi andiamo in bottiglia sempre. Adesso entreremo in bottiglia col 2021. 2021, sì. Ok. E sta ancora crescendo perché c'era un boom di ramato un certo periodo, forse 2010, forse un pochino prima, 2007. Subito, adesso che lo penso, era subito dopo che è entrato nel paradigma del DOC che si può fare ramato, che è cominciato questo boom. Se io ricordo era 2007, 2008, quel tempo lì. Più o meno sì, sono quegli anni lì, sì. 2007, 2008. Crescendo ancora o un po' quell'onda è un po'... Ma diciamo ho saputo dal presidente della DOC, che adesso sono circa 170-180 etichette. In Friuli, sì. Di Pinot Grigio ramato. Wow! Allora molto di più che ho pensato. Nel 2005 eravamo in 2-3. Pensa a te. Io un po' ci siamo presi per i denti con Michele Bertolami, che allora era presidente del consorzio Isonzo, e mi fa: ma no, cosa ci mettiamo a colorare i vini, queste cose, no? E poi invece ci ha dato una grande mano e oggi insomma siamo contenti perché è apprezzato anche dal pubblico, ecco, dai consumatori. C'è un bel mercato allora per Pinot Grigio ramato. E secondo me, nel nostro piccolo è in crescita. In crescita? In crescita, sì. Anche verso estero, non solo Italia. Siamo in contatto adesso con degli importatori del Canada che stanno già portando del Pinot Grigio ramato quando nel 2000 era impensabile
Sì, presentare un Pinot Grigio in Canada, ecco, voglio dire. infatti. Dicevano cos'è. Sì, un Pinot Grigio ramato soprattutto, secondo me, Esatto, che non esatto. è sì, perché io ricordo anche delle persone, stiamo parlando di dopo quel momento lì, che viene con una bottiglia, versare un Pinot Grigio che ha un po' di colore, lo dicono: "Ma aspetta un attimo, non voglio un rosato, questo è Sì. un Pinot Grigio, deve essere proprio quasi colore di acqua." D'acqua. Sì, sì, Esatto. sì. E invece, secondo me, c'erano delle persone che ha apprezzato questa differenza, Sì. no, Spiegando anche un po' la il storia. perché e la storia, no, anche se non sono centinaia di anni di storia, però un po' di anni ci sono, insomma, ecco. Certo, certo, Ecco, certo. quindi Pinot bianco. Perché Pinot bianco? Pino Bianco, l'abbiam trovato in azienda, Ah, esisteva già. lo vinificavo e lo vendevo in damigiana perché nessuno lo voleva. Ah-ah, Nemmeno se a lo quella volta lì. sì, Okay. nemmeno se lo regalavi. Ho detto: "Ti do io 5.000 lire e ti do anche la bottiglia." Non la volevano, Nessuno lo voleva. nessuno lo voleva. E per me il Pinot Bianco è un vino eccezionale, elegante, lo puoi abbinare con pesce sia fresco, cioè crudo o piuttosto Mh. che grigliate, robe. Sta crescendo Mh. anche la richiesta anche per Pinot bianco o Non è come il Pinot Grigio ramato, okay. ma c'è un certo interesse, c'è un ritorno anche lì. Ma ci sono mi sembra che ci sia anche quel gruppo di produttori di Collio che Sì, sì. vendono Pinot bianco, allora c'è qualche, so, interessa, c'è questa non lo so, solitamente quando assaggio un Pinot bianco, la tua secondo me non l'ho mai provato, un Pinot bianco in Friuli mi piace da morire, Sì. sono molto buoni. No, no, ma è un po' così, si va sempre a piano piano si vanno a riscoprire, no, certi prodotti. Mh. Ehm, quindi cercare di, valorizzare quello che noi già abbiamo, Okay. che poi sia un autoctono o meno, però sai, son vigneti che comunque esistono in azienda da 70 anni, alla fine sì, li senti tuoi, no, anche. Ah, okay. Ah, Sì, sei vicino a questo, sì. non vuoi rinunciare questo membro della famiglia No, no. praticamente. Magari poche bottiglie, ma le proponiamo, cerchiamo di farlo conoscere. C'era qualcuno Ehm, che l'hai eliminato negli anni, qualche vino che l'hai fatto anni fa che non lo fai più? no, No. no. Allora quello che l'hai fatto Ehm, all'inizio hai sempre fatto? sempre fatto, ho eliminato un periodo il Pinot Bianco, appunto, Okay, perché purtroppo non si non si riesce riusciva a a vendere. proporre, a vendere, non anche pur essendo un vino meraviglioso, Mh, ma non veniva apprezzato. Cioè: "Ma io a chi vendo il Pinot Bianco?" Ti dicevano, no? okay. E a chi vendo? Aiutami a proporlo, aiutami a farlo crescere, no, però sì, non invece adesso ho visto anche, dei produttori del Collio che stanno facendo delle belle cose anche con il Pinot Bianco. Per tutti i tuoi vini dov'è il tuo mercato più importante? Qui in Italia o all'estero? Italia, Italia. Italia, all'estero sta crescendo adesso Canada hai detto? sì, Canada, Germania, Svizzera, ehm, ehm, la l'isola di Maiorca. Ah, Sì, okay, che è un importatore adesso. C'è un bell'interesse, ecco, bello. per il vino friulano. Non vengono solo da noi, Mh. quello è il bello, Hai ma tanti vi vanno anche da tanti produttori quindi vogliono fare delle carte di vino ah, friulano. friulano. Sì, Hai tanti visitatori anche che turisti o persone interessate che vengono in azienda, sei aperto per degustazione e sì, tutte quelle cose su lì, sì. prenotazione Okay, noi accettiamo gruppi, singoli, non importa. okay. Chiunque vuol venire a trovarci, Mh, noi siamo lì. assolutamente. Siamo lì e vogliamo condividere le nostre esperienze, ecco. Bello, bello, Sì, bello. Hai questo un sito? sì, Davide Fere Davide Feresin punto no, i Feresin.it, okay.
Davide Feresin. Sì. justferesin.it. Sì. Davide? No, l'email è davide@feresin.it. Ok, Il sito è feresin.it. feresin.it. Ok. Sì. E allora io faccio, perché siamo quasi ad un'ora, qui non voglio tenerti tanto. Volevo fare l'ultima domanda, e questa domanda lo dico solitamente perché l'ho imparato, questa domanda, di un personaggio importante, il mio amico, il grande Paolo Rodaro, che deve fare certe domande, altre domande che non deve fare mai, che ho già fatto con te. Però la domanda che mi piace tantissimo fare è che hai un sogno nel cassetto? Sì. Sì? Sì. Puoi raccontarlo? O meglio no? Sono un po', lo dico, non completo. Ok. Il sogno è far rivivere, riportare alla luce il posto dove sono, dove vivo. Ok. L'azienda, il borgo. Il Ecco, borgo. il borgo, riportarlo un po' alle vecchie glorie. Ok. Esatto, quindi quello è il sogno. Quello è il tuo sogno. Sì. Ma è un borgo ovviamente storico. Sì. Mi hai raccontato anche importante per la storia di Cormons. Sì, Sì, la molto tua importante. famiglia è stato collegato. Si può raccontare un po' di quello? È molto interessante, Sì. quella storia che mi hai raccontato. Sì, abbiamo la storia della zona industriale. Esatto. Sì. Diciamo che abbiamo saputo una settimana fa, è stato veramente una novità. una novità, perché ho scoperto di avere una zia umile, nonostante la sua, diciamo, potenza economica e quant'altro, insomma. Lei è arrivata a Cormons a trovare i suoi parenti, quindi mia mamma e i fratelli, tutti. Si è incontrata con il sindaco Stechina, Ok. che era il sindaco di allora. Adesso vado a spanne, anni 60, 60, Ok. più o meno. Che guarda caso Stechina è il cugino di Michele Bean. Ah, ok. Pensa un po' Sì. il filo conduttore com'è, no? Friuli è piccola. Piccolo. E si sono incontrati. Siccome l'amministrazione precedente voleva fare la zona industriale a San Quirino, cioè da noi, San Quirino di Cormons, però si distruggeva un'azienda con più di 800 anni di storia. E mia zia è andata a parlare con il sindaco, con Stechina, e ha detto: ma se io investo a Cormons e porto delle persone che investono qui nel tuo paese, evitiamo di fare la zona industriale dove distruggiamo una famiglia e distruggiamo in particolar modo la storia del paese. E così lei ha finanziato la Tech Friuli, allora, che ha assunto 400 persone a Cormons, considerando che Cormons in quegli anni, come un po' tutta l'Italia o i paesi, soffriva economicamente. Sì, dopoguerra e tutto. Dopoguerra, insomma, era solo agricoltura, e sappiamo che l'industria comunque era quella che dava un sostegno economico molto più veloce, più sicuro, ecco. Niente, hanno messo in moto questo progetto, che ha preso subito piede, con un'assunzione immediata di 400 persone e altre 200 subito dopo. Wow. Che la fabbrica ancora oggi lavora, è passata di proprietà. Esiste ancora? Esiste ancora. Wow. Le strutture esistono ancora, diversi proprietari, perché nel tempo ha cambiato società, insomma. Però la struttura esiste ancora. La struttura, quella iniziale, esiste ancora, poi si sono ampliati, sì. C'è anche una bella zona industriale oggi dove lavora, che purtroppo o per fortuna non si vive solo di agricoltura, no? Come si chiamava questa donna meravigliosa?
Lei era Alt, allora sul libro c'è un nome, Ok. ma in realtà lei era Alt Nerina Capriari, Ok. no? Che era il nome del marito, il marito, cognome del ok. marito, sì. Bello, bella storia. L'abbiamo saputo Recente, 15 settimana scorsa. giorni fa, neanche. Pensa a te, che sei collegato con Sì. questo grandissimo rinascimento di Cormons. Lei non persona umile, non Però ma ovviamente con un bel cuore di aiutare le persone sì, di questo sì. paese. Lei ha sempre aiutato, comunque ha condiviso la sua fortuna economica, perché era partita per Milano per fare la modella. Ah, ok. Era una bella donna, ha Ok. fatto la modella, poi ha trovato il suo amore della vita e niente, l'ha portata a livelli economici importanti, ma non si è comunque dimenticata del paese o del posto dove lei Ah, ok. Allora lei era era nata e partita. cresciuta lì Nata e e dopo cresciuta ah, ok. a Cormons. Fantastico. Sì, è un po' come la canzone di Adriano Celentano, no? Cioè? Quella di Via Glu. Ah, Il ragazzo tu che conosci meglio di no? me, che sì, Ah, io sì, che non dice conosco che un questi. ragazzo è partito dalla campagna per andare a cercare fortuna. Ok. La fortuna poi l'ha trovata e lui è ritornato poi a cercare la sua casa, insomma. Ah. Quindi sì, sono quelle cose sentimentali, ecco, Certo. che sono importanti. Sei una persona sentimentale tu. Molto, Vedo. molto. Io mi Vedo. emoziono, non nego che sono grande e grosso, ma scappano le lacrimucce. Anche a me, anche a me. Mi emoziono sempre, mi emoziono la mattina quando mi sveglio, dico dai che andiamo Bello. a fare. Ah, E devo dire che abbiamo avuto un po' di anni difficili, ma la natura è quella che mi ha sempre dato la forza di andare avanti. bene. Questo è Con questo, secondo me, possiamo chiudere. Io grazie Grazie, ancora, Davide. guarda, è stato veramente È stato una bella chiacchierata. anche per me, anche per me. Grazie tantissimo. Grazie. E ci vediamo in azienda. Perfetto. Troppo tempo che non passo. Passo con la macchina, bella però. Abbiamo la strada polverosa, ma merita venire a trovarci. Un po' di polvere non fa nessun male. Dai. Grazie ancora, Davide. Grazie È stato un piacere. Grazie. Ciao.